Cavaliere, che cosa ci disse? Ci disse che in 25 minuti noi siamo ammatti. E già eravamo, vedi? Bello, Iacio, tutto è bello bello. Qui ci potete ne chiamare. E che vuole, mio cugino, ho detto, guarda che fai? Mi sono raputo qua in cosa dei notisti, viene a trovare tutto tua moglie. E che ci porta a mia moglie? Gli notisti, perché? Chi da ancora, io avevo 25 anni, 30 anni, siamo maritati. Ancora su con la coperta, con il solo, con i pigiami, e penso non dire, come porta così? Usavo così uno di mondo, perciò poi c'è un numero di telefono, quando arriva noi ci telefoniamo e quando ne passiamo questi giorni a questo campo di notizie. Siamo a due parti e quando vogliamo venire veniamo. Allora questo io ho il numero 55, 59, sì, 7, 4. Già sta chiamando, vero? Si vede quel numero io. Pronto, mi senti? Hello. Pronto, con chi parlo? Allo? Villaggio Nudisti? Allo. Signora Lo, mi sente? Allo. Allo. Signora Lo, come si chiama? Io sono il cugino del proprietario del villaggio. Allo. Mi chiamo Nino Lattuca, ragioniere, col Allo? diploma. Me lo può passare a mio cugino, che è il figlio della Allo? sorella di mio padre, solo che io mi chiamo di cognome Allo? Lattuca. Lui mio cugino, il proprietario, porta il nome Allo. di suo padre, che si chiama Scalora Giuseppe. Allo. Allora, ci richiesti che siamo già all'aeroporto Allo. e stiamo aspettando. E stanno a casa perché già finiva la prima scheda telefonica. Allo. Annaghi, da lo! Allo. Ci sta dicendo non a casa, Allo. Pronto? Allo. Allora, sempre tu ci sei. Allo. E ci dici che c'è anche il cavaliere Moschitto con me. Allo. Io come ci devi spiegare ora chi sto Moschitto? Allo. Allora, hai presente tu le muscasse, quelle rosse? Allo. Ci sono le musche, quelle rosse, che le si chiamano muscasse. Poi ci sono le pure rosse, quelle rosse, li conosci? Allo. Poi invece ci sono le muschitte, quelle nighe, Allo. che si chiamano muscassini. Allo. Come in dialetto noi ci chiamiamo muschitti. Allora, siccome il cavaliere discende da una famiglia di nobile, della parte di sua nonna Bonanima, che si chiamava Filomena Muscassano, a tempo dei Bobone. Si scassavano tutte cose, si ci buttavano loro, soldi, proprietà. Allo. E ha una sola figlia che si sposò con un cugino di Carapipi, che si chiamava Filippo Zanzara. A tempo della Austrice, io c'era una bomba in cozzo e ha morito. Allo. Siccome sua madre stava incinta di questo Allo. Filippo Zanzara e ci è nasciuto questo figlio, che ha Allo. ereditato il cognome di Muschitta e il cavaliere. Pronto, chi ereditato- parla? Come compare? Allora! Io non sono Che Allo. cos'è? Pronto, chi ha il telefono? Che aiuto, cugino, non la tocca! Cosa posso fare per voi? Come che fare? E ne viene a pigliare all'aeroporto che siamo qua, e apre stamattina! Annagiti! Aiutati! Che siamo qua! Mi dispiace. Pronto, per il momento non posso venire. Vi passo Allo. Come non può venire? Allo. Allora, e che hai a fare, calò? Pronto? Allo. Allora, un è mio cugino? Allo. Un notore caino. Ma passa mio cugino! Ragioniere Lattuca, ma che sta succedendo? Che fa, E che ne saccio, che c'è sempre allora? Ma mi scusi, ragioniere, ma questo là? Che chi non capisce fissare pigliò? Che sempre io non cancia mai. Scalora fasulla, avevo ragione a buona me mia parte. A monenne cavaliere, che all'otto ci vuole per Catania, a così ne torniamo. Ragioniere, ma io non visto, ma mi vedo. Ah, poi ci faccio venire da cartolina, cavaliere. A conta monenne. Ma scusi, ragioniere Lattuca, ho telefono tutto sto tempo, con campanato. Cavaliere, hai parato, calò! Minchia, l'ho capito, ma questo là? Io questa lo! E non bastando che poco ne pigliò! Oh, lo capivo ora! Bocca della miseria bocca! Ma fare magari sentire lei! E mi io però, scalora, mio cugino, non cancia mai! Non c'è un brucchione ieri, un brucchione restato! E io che ci cazzo,